Allora, quindi queste sono le novità rilevanti per quanto riguarda la nostra tassazione, Sì. però non c'è niente che alletti un investitore estero a venire qui, perché la burocrazia non mi sembra che si sia modificata, la giustizia non si è velocizzata. Sì, stanno introducendo alcuni, o sono stati introdotti alcuni istituti tipo il patent box, ovvero la possibilità di usufruire di una riduzione dell'aliquota fiscale fino al 50%, quindi andrà al 12% sull'investimento in proprietà intellettuale, come è stato fatto ad esempio in UK e in altri paesi, Lussemburgo anche, il caso Dolce Gabbana insegna, dove appunto c'era una tassazione che arrivava anche al 2-3%, insomma, però siamo sempre lontani rispetto, c'è uno sforzo da parte del governo di cercare di anche i superammortamenti ad esempio potrebbe essere un incentivo a investire che arriva fino al 250% del costo. Questo per anche per cercare di muovere qualcosa. Esatto, però nello stesso tempo ad esempio sul rifinanziamento del superammortamento del 140%, quello ordinario, mi hanno escluso tutte le auto che vengono acquistate dalle aziende, e quindi anche da quel punto di vista gli investimenti pensavo fossero comprese. No, invece... erano comprese fino a quest'anno. Sulla proposta di legge di bilancio sono state eliminate. Caspita. E quindi anche quello è un settore che dovrebbe essere rilanciato, e quantomeno perché dopo sai il gettito dell'IVA, i concessionari lavorano, ma certo che quindi c'è tutto un giro di denari anche in termini di tassazione che dovrebbero rivalutare appunto. Adesso vediamo appunto la versione definitiva, però per adesso sono escluse, a meno che non siano quelle strettamente strumentali come il taxi per il taxista o i furgoncini per chi fa consegna. Però se io sono una grossa azienda che deve dare le autovetture ai propri dipendenti perché devono andare in giro, in quel caso lì io del superammortamento non ne faccio niente. Infatti. A fronte di questo la situazione invece in questi paesi qual è? Tassazioni? Beh, sono paradisi fiscali, quindi ci sono non solo non ci sono tasse indirette, per esempio sulla benzina, sull'elettricità, sugli utilities. Non ci sono? No, non solo non ci sono pure sovvenzionati. Quindi lo Stato paga per ogni litro di benzina paga il 40%, il 60% paga l'utente, il 40% lo paga quindi lo Stato. Costa niente. Adesso l'hanno aumentata, perché con questa crisi stanno cercando di raccattare dove possono, ha aumentato di 15 centesimi, quindi era a 30 centesimi, l'hanno portata a 35, a 38. Credo che noi andremo anche in giro per casa ci fosse una situazione del genere. L'elettricità per uso domestico e l'acqua per uso domestico costano praticamente niente. E tasse, c'è una nuova legge, un decreto reale che è uscito da pochissimo, per cui la tassazione sulle aziende che fanno utile oltre i 60-70 mila euro di margine netto si paga il 3% fisso. Questo è il massimo di tassazione che ci può essere. Però a fronte di servizi assenti, quindi la sanità, servizi La sanità per i cittadini è tutto gratuito, per gli stranieri no. Ci deve essere un'assicurazione. In caso di incidenti d'auto è gratuita, cioè se qualcuno mi viene addosso, io sono straniera, però ho diritto ad essere curata. Però autostrade, strade, tutto gratuito. Quindi, però nonostante questo non ci sono così tanti investitori come magari ci si potrebbe immaginare. Che investono in Oman? Esatto, in Oman o comunque perché il mercato è realtà. piccolo, gli investitori sono tutti nel settore infrastrutture, quindi ponti, strade, autostrade, ospedali, perché c'è un paese da costruire, e quindi società di ingegneria molte italiane anche di costruzioni che hanno una filiale là, che hanno preso gare, oppure settore petrolifero. Ma si vogliono aprire rapidamente verso nuovi mercati. Sono nel panico anche perché noi siamo abituati a nascere con un debito sul cranio da 0 giorni di vita, abbiamo già un debito. Loro non sono abituati, non sono indebitati, loro al contrario hanno un surplus, quindi adesso hanno dovuto chiedere non so quanti miliardi alla Banca Mondiale e sono nel panico perché non sono abituati ad avere debiti.
Assolutamente, infatti cambia completamente i presupposti, sì. Però cambia anche il sistema. E invece per quanto riguarda gli investimenti nei confronti dell'Europa, appunto, non c'è nessuna, a parte l'Inghilterra, non c'è solo nessun tipo l'Inghilterra, di perché interesse. loro vanno dove, per loro, diceva l'avvocato in pausa, che per il concetto di tassazione, di tasse non lo accettano, non ne vogliono sapere. Loro non hanno tecnologia, quindi come investono? Loro investono, hanno cash, quindi investono negli immobili. Quindi comprano palazzi, hotel, non comprano aziende, perché la gestione dell'azienda è difficile per un fondo sovrano. Ci sono dei casi in cui comprano aziende, però in genere comprano immobili. E quando sentono parlare di una tassazione sull'immobile non ci sentono. Non ci sentono, infatti. In Inghilterra vanno anche per il discorso appunto di questa tassazione che è molto inferiore rispetto alla nostra, norme più snelle, e poi c'è una normativa anche lì che la sta introducendo anche il governo italiano, di non tassare i domiciliati nel Regno Unito per i redditi prodotti all'estero. Infatti una delle agevolazioni che vogliono introdurre è sulla bozza appunto della legge di bilancio, è che uno straniero che prende la residenza in Italia per 15 anni paga una flat tax di 100.000 euro su tutti i redditi esteri prodotti all'estero. È una norma mutuata dal sistema fiscale del Regno Unito per cercare appunto di portare i redditi in Italia sostanzialmente, e quindi investimenti. Vediamo come si procederà. E uno dei motivi anche perché loro non investono è perché appunto sono considerati comunque paradisi fiscali dalla nostra normativa, e non ci sono le convenzioni contro le doppie imposizioni. Tipo con l'Iran è stata scritta, non è ancora entrata in vigore, e questo permette che quando c'hai un flusso di reddito di evitare di pagare le imposte in tutti e due gli stati. Se non c'è la convenzione contro le doppie imposizioni, un soggetto straniero viene a investire in Italia e ci sono delle norme stringenti, perché ad esempio se pago un compenso o una royalties devo pagare un 30%, e quindi paga addirittura di più rispetto al 27,5% se avesse costituito una società. Quindi le norme fiscali sono molto importanti per gli investitori. No, ma credo che siano l'elemento determinante proprio. Perché appunto, e quindi c'è questa mancanza. Speriamo che con l'Iran appunto questa convenzione entri in vigore, perché se no anche gli investitori iraniani, quei ricchi che vorrebbero investire in Italia, non lo fanno, perché potrebbero essere penalizzati quando rimpatriano i redditi prodotti in Italia. Qual è il suo ruolo in questo, com'è questo interesse nei confronti dell'Iran? È ovvio, perché è un mercato poliedrico, un paese dalle grandissime potenzialità che è stato escluso per molto tempo. Ma che cosa va a fare lei concretamente? Che cosa stimola con gli imprenditori? Noi con gli imprenditori abbiamo un rapporto appunto di consulenza, sia dal punto di vista italiano che dal punto di vista, diciamo così, del paese estero, perché ovviamente noi lavoriamo anche, seguendo anche multinazionali, lavoriamo anche in altri paesi. Ovviamente ci appoggiamo appunto degli studi locali, perché è evidente che la normativa e alcuni, diciamo così, modi per arrivare al risultato in maniera più semplice, ovviamente bisogna conoscerla perfettamente la normativa, e quindi aiutiamo gli imprenditori a creare contatti e anche a seguirli, perché dopo c'è tutta la problematica di quando produci reddito all'interno di un paese, devi o investi solo lì, oppure devi cercarlo di portarlo in Italia o in altri paesi dove ti servono i soldi per investire. Tunisia, Irlanda anche, che è un paese molto importante all'interno dell'Unione Europea. Siamo arrivati in chiusura, cosa si auspica lei come imprenditrice che lavora lì? Che il petrolio vada su, è l'unica cosa, perché anche il programma, è uscito il programma decennale per la diversificazione dell'economia, ma è un volano molto a lungo termine, quindi a breve, per quanto mi riguarda egoisticamente, che il petrolio vada su. Perché per loro, per queste realtà qua, è fondamentale questo punto. Il 95% del PIL è il petrolio. E per quel che riguarda Trump, la nuova gestione americana, eccetera? Quello è un grossissimo punto di domanda. Dicevo, abbiamo una chat con tutti gli omaniti, imprenditori, grossi imprenditori che conosco, e sono tutti piuttosto affranti, diciamo. Addirittura.
affranti. Allora staremo a vedere quel che succederà quando la prossima volta che ritorna qui in Italia, avremo magari l'opportunità di avere aggiornamenti, vista la situazione che si andrà un po' a modificare, insomma staremo a vedere. Grazie anche a lei avvocato di essere stato qui con noi, Grazie a voi, grazie buona giornata. alla dottoressa Tramontan, grazie a voi di averci seguito, noi come sempre ci rivediamo domani.